Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti gli spettatori e gli ascoltatori per parlare di nuovo del nostro tema del giorno. Oggi, come avete visto durante la prima intervista, parliamo di turismo, il comparto che nel 2020 è stato forse il più flagellato dalla pandemia di Covid. Secondo quanto dimostrano i dati della Regione Veneto, il 2020 si è chiuso con un meno 61,1% negli arrivi e un 54,4% delle presenze. Tra le più colpite ci sono le città d'arte come Venezia e anche la nostra Verona, che ha registrato numeri in netta discesa con il 58,4% delle presenze in meno. Un'altra grande vittima però di questa pandemia è stata la montagna. Le piste e gli impianti sciistici che avrebbero dovuto tornare operativi il 17 febbraio in Veneto sono stati chiusi ancora prima di poter riaprire dall'ultimo provvedimento governativo. Le perdite a livello nazionale sono stimate in circa 9,3 miliardi di euro per l'intero indotto, mentre per la sola montagna veneta si parla di 900 milioni di euro di perdite. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento telefonico con Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto. Buongiorno Renzo. Buongiorno. Allora, dunque, ci eravamo sentiti a novembre, ci eravamo lasciati con la speranza che a gennaio le piste e gli impianti sciistici avrebbero riaperto, ecco, cosa che evidentemente non è accaduta. Vi aspettavate questo nuovo stop a soli 2 giorni prima della ripartenza? Diciamo che fino a quel momento, sotto data, vicino al 15, che poi per la Regione Veneto sarebbe stato il 17 attraverso un'ordinanza firmata a firma del Presidente Zaia, ci credevamo, eravamo comunque pronti tutti quanti per partire. Tutte le società impiantistiche del Veneto avevano risposto presente a questa ulteriore data di apertura, che comunque non ha fatto altro che aggravare la situazione economica delle nostre società impiantistiche, perché il tiramolla che il governo ha fatto, ricordiamo, col Natale, poi il 7 di gennaio, poi il 18 di gennaio, poi il 15 di febbraio, adesso il 5 di marzo, ha fatto sì che che la nostra organizzazione fosse sempre in moto. Non abbiamo potuto usufruire appieno degli ammortizzatori sociali che avevamo a disposizione e abbiamo comunque mantenuto i nostri impianti, le nostre piste sempre pronte in funzione, sperando in un'apertura. Adesso siamo al 5 di marzo con una mobilità fra le regioni che si sta bloccando ulteriormente, che non verrà sbloccata ulteriormente, con una crescita ancora in alcuni casi, in alcune zone dei contagi, e quindi con un grande punto di domanda anche per questa apertura. Ricordo comunque che per noi il 5 di marzo vuol dire stagione finita. Ecco, appunto, proprio questo volevo chiedere. Adesso il blocco delle regioni, insomma, si dice che, insomma, diciamo che le ultime notizie parlano di un ulteriore blocco di 30 giorni, quindi di un mese, e la riapertura quindi delle piste da sci, degli impianti, diciamo che per voi comunque conterebbe poco, insomma, diciamo che la stagione è già chiusa ormai al 5 di marzo praticamente. Sì, noi adesso dobbiamo concentrarci con tutte le nostre forze, con tutte le persone che hanno voglia di darci una mano a livello politico, sui ristori e sugli indennizi. Abbiamo sentito parlare adesso attraverso il nuovo governo anche di indennizi, perché di questo si tratta. Noi abbiamo subito dei danni importanti per quello che ho detto prima, per il fatto che comunque abbiamo continuato ad investire per essere pronti per le ripartenze. Ciò non è avvenuto e questo ha fatto sì che noi è da un anno, ricordo, che siamo a fatturato zero con le nostre società, e però i costi corrono in quanto il nostro settore è un settore che ha dei costi fissi che sfiorano il 70% dei nostri bilanci, senza contare gli eventuali costi di innevamento, che per fortuna quest'anno ci sono stati grazie alle grandi nevicate. Certo. Ecco, per quanto riguarda appunto i ristori, diciamo, avete ricevuto qualcosa negli mesi precedenti oppure non è arrivato nulla? No. E si spera quindi in futuro? No, non è arrivato ancora nulla. Per il momento abbiamo solo delle promesse che speriamo si concretizzino, e anche velocemente, perché adesso siamo veramente allo stregua. Tutte le nostre società si stanno rivolgendo agli istituti bancari per far fronte ai mutui, per far fronte ai costi, agli stipendi, ai costi che comunque, come ricordavo prima, abbiamo e sono elevati, malgrado anche la non apertura. Ecco, per quanto riguarda poi le eventuali chiusure, insomma, pensa che qualcuno sarà addirittura costretto a chiudere, insomma, il proprio impianto, comunque a chiudere la propria attività a causa di questo stop? Adesso questa informazione non ce l'ho, perché non
non sono a conoscenza delle situazioni economiche e di bilancio di tutte le società. Sicuramente se non dovessero arrivare questi ristori, tante delle nostre società farebbero molta fatica a ripartire. Questo è fondamentale, ma credo che questo concetto sia arrivato forte e chiaro al governo, soprattutto al nuovo governo, che più volte a nome dei ministri competenti hanno già segnalato questa cosa e siamo in attesa della firma del decreto Ristori 5, che dovrebbe contenere tutte questi riconoscimenti, questi ristori per il settore del turismo in generale, in particolare per le società impiantistiche. Certo. Allora chiudiamo con una notizia invece un po' più positiva. I mondiali di sci sono terminati ieri. Com'è andata per le piste e le zone montane coinvolte, soprattutto Cortina? Sì, si sono svolti, ieri sono finiti questi mondiali, che è stata una vetrina importantissima in un momento difficile come stiamo vivendo per quanto riguarda il turismo montano, una vetrina che ha messo in evidenza le bellezze delle nostre Dolomiti, del Veneto, e che sicuramente avrà un seguito importante qualora il turismo potrà ripartire a pieno ritmo. Gli effetti di questo evento li vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ricordiamoci però che stiamo entrando nel quadriennio olimpico e ci avvicineremo velocemente al 2026, dove poi le Dolomiti, le nostre montagne, il Veneto, tutto sarà impegnato in un grande evento olimpico e mondiale. Assolutamente. Noi nel frattempo, per il momento, facciamo un in bocca al lupo alla montagna veneta per tutto quello che sta passando e speriamo che arrivino in fretta i ristori. E noi allora ringraziamo e salutiamo Renzo Minella, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a tutti voi anche per l'attenzione che rivolgete al nostro settore. Grazie ancora. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e naturalmente la nostra terza e ultima intervista per oggi. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.